fa e abbiamo spento. Uscirà con l'audio sfasato, riprenderemo. Ok signori, si parte. Troviamo uno Zio Ed a sinistra e un 100 occhi a destra. Lo prendo io. Vedremo subito chi utilizzerà 100 occhi e chi utilizzerà Zio Edo. Ok, tornata l'audio. Allora, vediamo cosa decideranno di utilizzare i due. Zio Edo sembra essere fermo su Shaheen. 100 occhi non si sa. Forse Zio Edo vuole iniziare piano per andarci poi pesante dopo nel caso le cose si mettano male. Forse invece 100 occhi ci vuole andare subito pesante e mettere subito lei. Vediamo che cosa decideranno i due. Potrebbe essere uno studio lungo oppure potrebbe essere un match subito pesante da parte di entrambi. Decideranno al momento. 100 occhi probabilmente decide di usare lei e di andarci subito pesante. Invece no, si sposta. Anche Zio Edo si sposta. Zio Edo va su Panda, quindi Zio Edo tende ad andare anche su meglio. Quindi signori, vedremo subito questo match fra Zio Ed e 100 occhi. Zio Edo decide di mettersi Panda, quindi di andarci media potenza, mentre invece 100 occhi ci va subito a piena potenza con lei. Sicuramente nel caso le cose si mettano male, Zio Edo metterà in campo Kuma e deciderà di andarci di potenza. Iniziare subito Panda ballerino e lei che non dà di meno. Decidono subito entrambi di far vedere la loro stupidità nel gioco. Subito l'armare da parte di 100 occhi che porta subito a muro, potrebbe sfondarlo, lo sfonda. E subito i due bassi garantiti. Attenzione, Zio Edo in difficoltà in questo inizio round. Forse non è ancora entrato in match, forse lui è ancora nella schermata di caricamento. Lei subito con le stance che cambiano una dopo l'altra. Però Edo riesce a entrare forse in match. Doppia manata, non entra. Entra il sweep da parte di Zio Edo. Rage drive. Riesce forse a combare, non comba. Un altro basso di F2-1 e si porta a casa il primo round. Quindi Zio Edo riesce ad entrare in match e a recuperare addirittura queste combo. Potrebbe portare al muro e sfondarlo. Lo sfonda. Porta anche all'altro muro e sono danni garantiti. Però qualcuno preme il tasto PS e purtroppo interrompono il match. Riusciamo a riprendere. Vabbè, riprendete. Ok, si riprende il match tra 3, 2, 1. Eccoci, testa a tono da parte di Zio Edo, che 100 occhi si prende per via della pausa sicuramente. Subito un basso da parte di 100 occhi, preso in counter Zio Edo, riesce a combare 100 occhi. Subito a combo. Doppio calcio che va a vuoto, presa di Zio Edo, si mangiucchia l'avversario, non riesce a ucciderlo ma lo uccide subito dopo con un basso, lo manda a terra. E siamo 2-0 per Zio Edo, forse è match point per lui. FF2 da parte di Zio Edo, c'è Manatone, scusate. Doppio calcio, non entra il block kick da parte di 100 occhi, scivolata da parte di Zio Edo. Si abbassa Zio Edo, entra il calcio però da parte di 100 occhi che rialza, porta a muro ma non toglie abbastanza, non toglie quasi niente. Però adesso riesce a fare un minimo di danni. Zio Edo rotola come solo un vero panda sa fare. Continua a rotolare, un colpo basso, un rialzo 4, armore da vuoto. 100 occhi potrebbe tentare il lancio, non tenta. Butta la Rage Art e viene punito così con un cancan più manatona. E Zio Edo si porta a casa il primo round. Continuando così non credo che Zio Edo avrà bisogno di andarci più pesante e buttare Kuma.
Vi informiamo che Zio Edo ha perso contro Bruno Furia, quindi ha bisogno di rifarsi. Però continuando così non credo che Zio Edo abbia bisogno di mettersi d'impegno e buttare Kuma, a meno che 100 occhi non si risvegli tutti in una volta e inizi ad andarci giù pesante. Non credo che andrà avanti per le lunghe. Attenzione, questo è tra l'altro lo stage di Zio Edo Kinder Gym, dove c'è l'orso bello spiaccicato nel muro. Parte il secondo match. Può essere l'ultimo match oppure il secondo di questo scontro. Stessi personaggi. 100 occhi decide di non cambiare. Io sinceramente avrei cambiato, fossi stato in lui. Sembra che Zio Edo abbia una conoscenza abbastanza alta di lei. 100 occhi fa più danni dell'armor di Zio Edo. 100 occhi subito tenta con degli attacchi che tolgono molta vita. Di B44 tenta la gomitata, non entra. Non abbiamo ancora visto un carro armatino. Vediamo un broke kick però. 4 in rialza, non riesce. Attenzione, testatona da parte di Zio Edo. Deve tentare un armored, non la fa. Ritenta la testata, non entra. Skippata da parte di 100 occhi. Doppio calcio da parte di 100 occhi. E qui si vede l'agilità di lei. Potrebbe concludere quando vuole. E conclude 100 occhi con un super brocchi che torna in piedi, come per dire io sono qui e ti aspetto. Forse 100 occhi è entrato in match. Vince il suo primo round. 1-1 di punizione. Stance lo rialza, manda in combo. Doppio calcio che non è, dalla quale non entra il secondo. E sweep a vuoto. 100 occhi non punisce bene però. Poteva fare veramente i dannoni. Rialzo da parte di Zio Edo, che droppa la combo anche lui, attenzione. È impossibile connettersi al server, però 100 occhi se ne frega e riesce a mandare in combo. Porta al muro, tenta il basso di B4 ma non entra. Avrebbe potuto concludere. E Zio Edo fa una punish rage art che gli dà e gli regala il round così. E siamo 1-1. Siamo 1-1. Colpo basso annullato, ma Cosmos non gli dà il tempo di annullarlo, che lo becca comunque. Tenta l'1-1, non entra. E punisce le sweep, ormai 100 occhi lo sta vedendo, quindi si consiglia a Zio Edo di non farlo più. Sfiora il muro però, fa scintille Zio Edo contro il muro. Entra il 4, il secondo 4 di B44, splatta il muro e quindi gli fa i dannoni. Doppio calcio, FF2. Rage Drive. Entra il B4 da parte di 100 occhi, che si porta a casa il secondo round. Potrebbe essere il pareggio da parte di 100 occhi, oppure il prossimo sarà il match point di Zio Edo. 1-1-1 non entra. Stance da parte di 100 occhi. Zio Edo gli dà una manata come per dire smettila di fare questi inutili stance, non funzioneranno con me. Rialzo 4 non entra. Toki continua con le sue stance e funzionano. Il rialzo purtroppo droppa la combo. FF2 da parte di Zio Edo che non si dà per vinto. FF2 di nuovo, maratona. Giù basso, giù da basso. E si porta a casa il round. Attenzione, può essere match point per Zio Edo. Può essere match point. Entra l'armor di 100 occhi. Sono pari di vita. Edo si porta in vantaggio. Rialzo di 100 occhi, non droppa la combo. Non riesce a concludere bene, però rialzo 4 che entra. Cos'è fatto 100 occhi? Schiva all'alto abbassandosi e fa un low per incredibile. 100 occhi che fa una delle sue solite magie, che ci fa sognare tutti. Ubriaco, doppio calcio e 100 occhi si porta in pareggio. Applausi signori, applausi per questo ragazzo che come gli altri è migliorato tutto in una volta e ci ha dato emozioni con questo personaggio che nessuno è riuscito a darci. Un 100 occhi d'oro aggiungerei. Attenzione, subito parte l'ultimo match da parte di questi due. Rialzo di 100 occhi. Subito combo, può cercare il muro, lo trova, fa i dannoni. Basso, semplice, per togliere poca vita. Però comunque ha tolto abbastanza vita prima. Edo non si dà per vinto, fa subito una combo di risposta. Droppa purtroppo. Tenta il rialzo con 100 occhi, schiva la presa. Tenta i colponi pesanti ma non entrano. Entrano in counter entrambi. 100 occhi riesce a buttare a terra Zio Edo. Zio Edo in rage. Può tentare la rage drive. Non la tenta, la fa adesso. La fa adesso e si porta a casa il primo round con una rage drive che raccoglie il nemico dal terreno.
E Zioedo non si dà per vinto. 100 occhi però sicuramente non si deconcentrerà per questa. Tutto sotto controllo sembrerebbe essere. Spacing da parte di 100 occhi che tenta di studiare. Rialza l'avversario, lo porta in combo. Potrebbe riportarlo al muro, lo porta. E sono danni massimi, ragazzi. Cerca il DB44 ma non lo trova. Fa combo subito Zioedo. Non trova il muro però. Fa la presa speciale con 1+2 e riesce a entrare. Tenta il basso, un altro basso, rialzo 4. Entra l'Armored. E qui siamo al match point per Zioedo. Potrebbe essere match point per Zioedo o il recuperone di 100 occhi. Io sinceramente spero in un recupero per vedere altre magie oggi. Basso da parte di Zioedo. Può cercare di fare spacing 100 occhi ma non glielo permette Zioedo, che manda subito in combo l'avversario. Trova il muro, rialzo 2-2. Tenta la testata ed entra. Ah, colpi pesanti quelli di Zioedo. Non lascia l'avversario muoversi. Subito a 100 occhi però riesce a togliere il minimo di vita. Ma Zioedo riesce a portarsi con una sofferenza immane, sotto l'applauso del pubblico, questo match sul 2-1. Sul 2-1. Grande match da parte di entrambi. Grande match da parte di entrambi. Chi c'è? Chi c'è? Un vero match bellissimo, quello fra Zioedo e 100 occhi. Ok? Continua ad arrivare la notizia che il wifi non è connesso E chi se ne frega? Esatto. Zioedo si porta con molta difficoltà questo 2-1 a casa, sinceramente dicendolo. Sì, Il secondo match è stato veramente uno dei il più bello di oggi per me. Perché Molto- 100 molto occhi ha fatto tirato. 100 occhi ha fatto delle magie assurde. però ha perso lo stesso. Bravo, bravo Cosmos, bravo Zioedo. Sì signore. Chi c'è adesso? Andiamo subito a vedere l'elenco dei prossimi a salire sulla postazione in streaming. Perfetto, vi faremo sapere subito chi saranno i prossimi. Nel frattempo ragazzi, commentiamo questo match. Qui al mio fianco, anzi facciamo una cosa più divertente. Qui al mio fianco il buon Riser. E gli chiedo come è stato per lui affrontare Koif. Abbiamo notato che a un certo punto si è trovato molto in difficoltà contro i suoi sweep. Abbiamo notato che non vedeva i bassi. È che se ne è beccati abbastanza. Però la prima parte del match la stava affrontando molto bene. La stavi affrontando molto bene. Però hai perso molto quando hai vinto. Sei entrato in un arco di condizione che ti ha convinto di poter vincere. Ti ha fatto prendere molti sweep perché ti ha distratto la cosa. In realtà abbiamo fatto dei mix-up, molti mix-up. Sì, quello è vero. Hai tirato dei perri che non dovevi tirare. Obbligandomi a rimanere sia ad abbassarmi, perché comunque il timore delle sweep, ma anche ritornare nella condizione dove ero praticamente sotto pressione. Quindi diciamo che è stato quanto si seguisse. Un insieme, un susseguirsi di cose che hanno fatto in modo che non potessi rispondere a modo contro voi. Il problema comunque è che secondo me non hai sfruttato abbastanza anche l'uppercut, potevi sfruttarlo meglio. L'hai sfruttato nell'ultimo round e avrebbe funzionato. Avrebbe funzionato secondo me. Ripetiamo comunque, un susseguirsi di cose che ti hanno messo abbastanza in difficoltà. Comunque speriamo che nei prossimi match ci potrai regalare abbastanza emozioni come hai fatto nei precedenti tornei. Per quanto mi riguarda posso incontrare Ugo. Allora ci darai abbastanza emozioni Ugo. contro E chi è Ugo? Non lo sappiamo, però potrebbe Ugo. darci abbastanza emozioni contro Ugo. L'ha fatto 100 occhi, può farlo chiunque. Ma chi cazzo è Ugo? Non lo so! E mi sa che abbiamo quasi finito i pulse, quindi fra poco inizia la top 16. Ok. E E lì parte e lì parte FT3, sì, No. ma dalla seconda No. dalla secondo match. Quindi la dai. top 16 è tutta FT2, ma la top 12 è tutta FT3. Hai capito? Te lo dirò io quando Ok, parleremo. perfetto, io penso a fare la telecronaca. Allora, possiamo fermare i pulse che Perfetto.